Immagini che giungono nuovamente da Lipsia, ottava tappa della Coppa del Mondo di salto ostacoli, Lega dell'Europa occidentale. Siamo al momento più atteso, quello del barrage, al quale si sono qualificati 13 binomi, 4 per la Germania, 2 per l'Olanda, 2 per l'Irlanda e poi rappresentanti per Gran Bretagna, Danimarca, Svezia, Francia e Austria. Scusate, Australia. Le Amazzoni impegnate sono 2. Il primo a entrare in campo per il barrage, lo vedete inquadrato e ha già commesso il suo primo errore, è Johannes Henning per la Germania in sella a Salvador. Ha compromesso il suo bel pomeriggio Johannes Henning, d'altronde entrare per primi in campo in una gara di questo tipo è sempre un handicap notevole, non si hanno punti di riferimento, l'unica strategia possibile è quella di aggredire il percorso, anche perché vi ricordo che in caso di parità di penalità fra due o più concorrenti classificherà il tempo impiegato proprio su questo tracciato. Per Johannes Henning 12 penalità nel tempo di 35 e 82. Il direttore di campo Frank Rothenberger ha previsto un percorso di 300 metri. Gli ostacoli sono 7, 8 i salti, compresa una combinazione, una gabbia. Il tempo accordato è di 52 secondi, il tempo limite di 104 secondi. Ancora per la Germania, Franz Josef Dahlmann che monta Lunatic. Per i due tedeschi che hanno aperto il barrage, Johannes Henning e l'inquadrato Franz Josef Dahlmann, è già un successo essere giunti all'epilogo di questa categoria al cospetto dell'elite internazionale, impresa che peraltro non è riuscita al grande Ludger Beerbaum né tantomeno all'inglese Michael Whittaker. Intanto il primo errore per Lunatic. Franz Josef Dahlmann conclude con 8 penalità nel tempo di 35 e 57, si porta al comando della classifica provvisoria, ma è facile prevedere che non sarà lui il vincitore. Infatti fra gli 11 che rimangono certamente qualcuno riuscirà a portare a casa il doppio netto, magari Robert Smith inquadrato, cavaliere inglese, figlio d'arte, monta Columbia, che è una cavalla di 12 anni Holsteiner. Robert Smith, nato nel 1961, quarto posto individuale alle Olimpiadi di Atene con Mr. Springfield. Anche lui ormai ha esperienza da vendere, anche se dobbiamo dire che ha ottenuto i suoi migliori risultati in sella a Kalusha. 4 le penalità intanto per il britannico, che va a sbagliare anche l'elemento d'ingresso di quella che è rimasta l'unica combinazione. Si è trasformata in una gabbia, il percorso base era una doppia. Conclude Robert Smith, 8 penalità nel tempo di 39 e 94, dunque ha fatto peggio rispetto a Franz Josef Dahlmann. Ancora una volta la telecamera dal basso ci ripropone l'errore sull'Oxer in rosso e poi quello sulla gabbia. Dopo Robert Smith per la Germania, terzo tedesco in barrage, Lars Nyberg monta Lucy, cavalla di 16 anni, annoverana.
Lars Nyberg, classe 1963, 2 ori olimpici ad Atlanta e Sydney ottenuti con la squadra in sella a For Pleasure ed Esprit. Con Lucy ha ottenuto anche un terzo posto nella finale del 2005 Coppa del Mondo a Las Vegas. Ritmo indiavolato quello imposto da Lars Nyberg, che ovviamente sa che dopo di lui ci saranno altri che terranno conto del suo riferimento cronometrico, rischi enormi. Una girata un po' avventurosa paga dazio il cavaliere tedesco, che sembrava davvero veloce nel primo segmento di gara. Va a concludere fra gli applausi del pubblico, 4 penalità nel tempo di 34 e 54, si porta al comando, ma ancora non arriva il doppio netto. È comunque il migliore dei tempi registrati fin qui. L'errore di Lars Nyberg, anche un po' sfortunato. Naturalmente chi prende dei rischi va incontro a problemi di questo genere. Vediamo quale sarà la tattica adottata dal danese Thomas Velin, che presenta il suo Grim St. Clair, cavallo di 15 anni, c'est le français. Vediamo se Thomas Velin si accontenterà di portare a casa il netto e di andare comunque al comando della graduatoria provvisoria, oppure se vorrà porre un'ipoteca seria su un piazzamento, pigiando anche sull'acceleratore. Sembra aver optato per una via di mezzo, estremamente preciso sui salti, superata anche l'unica combinazione, però non sta facendo proprio pazzie, e arriva il primo doppio netto del pomeriggio di Lipsia. È danese Thomas Velin, Grim St. Clair, 0 penalità nel tempo di 35 e 45. D'ora in avanti chi vorrà giudicarsi questo Gran Premio e i 20 punti validi per la Coppa del Mondo non dovrà commettere errori sugli ostacoli e dovrà essere più veloce rispetto al 35 e 45 del cavaliere danese. Per la Svezia, Rolf-Göran Bengtsson, Quintero Lascia. Cliente scomodo per Thomas Velin. Una sfida per ora ristretta al nord Europa. Danimarca in vantaggio, Svezia che prova a insidiare la leadership di Velin. Ha sveltito la cadenza del suo saltatore e questa volta c'è stata, direi, un'ingenuità da parte dell'espertissimo cavaliere svedese, un'incertezza che ha pagato a caro prezzo. Ora comunque spinge fino in fondo, perché un piazzamento significherebbe portare a casa punti preziosi. Rolf-Göran Bengtsson, 4 penalità nel tempo di 38 e 25, un tempo decisamente alto. Ha mollato un po' la presa dopo l'errore. È conscio del fatto che un po' di responsabilità, un po' tanta, ce l'ha anche lui. Ha affrontato davvero in malo modo questo Oxer in rosso, che costituiva il penultimo ostacolo del percorso base. Adesso Albert Sur e Okidoki. Abbiamo detto che nel percorso base abbiamo visto il binomio olandese finalmente in forma, e dunque siamo curiosi
di vedere il loro rendimento anche nell'epilogo di questa categoria. Certamente offriranno spettacolo, perché Albert Suer e Okidoki cercano ancora punti per la finale di Coppa del Mondo. Per l'olandese, dopo 7 tappe, soltanto 14 punti, 31esima posizione. Deve ancora dunque mettere fieno in cascina il campione del mondo ed Europa a squadre. Risponde alla perfezione fin qui Okidoki, ancora un salto e poi il rush finale, doppio netto, da applausi veramente, 34,66, dunque ha battuto il muro dei 35 secondi da Albert Suer, che si porta al comando della classifica provvisoria in sella ad Okidoki. I due non ci hanno smentito. Felice Albert Suer, che sembra aver ritrovato la miglior condizione fisica, sempre assecondato splendidamente dal 13enne Okidoki. Ma questo barrage non permette un attimo di respiro per Albert Suer. La sfida arriva proprio da un connazionale, immediatamente, da Gerko Schröder, che monta Eurocommerce Pennsylvania, cavallo di 12 anni, di origine tedesca. Non è il suo cavallo di punta. Vediamo se Gerko Schröder riuscirà a stupirci ancora una volta. Certamente ha già ben impressionato giungendo in barrage. Gerko, che dopo 7 tappe è in 10ª posizione con 30 punti. E ottenendo punti qui avrebbe in tasca metà del passaporto per la finale. Altra impresa di Gerko Schröder, doppio netto in 33,93. È difficile capire qual è il limite di questi concorrenti. Pensavamo che 35 secondi fosse già un tempo difficile da battere, poi è arrivato Albert Suer con il suo 34,66, adesso Gerko Schröder che si porta al comando con 33,93. Kevin Stout per la Francia, Le Prestige Saint-Lois. E qui vediamo di che pasta è fatto questo figlio di Kidam de Revel, che ha già regalato una bella soddisfazione al giovane cavaliere francese. Scalcia nel tratto piano, però al momento non ha ancora commesso errori nel pomeriggio di Lipsia. Gabbia, errore all'ingresso. Superato anche l'ultimo Oxer, il tempo è alto, comunque 39-20, 4 penalità per Kevin Stout, che non occuperà uno dei primi posti della classifica, capeggiata al momento da Gerko Schröder, Olanda, Eurocommerce Pennsylvania. Ancora un'inquadratura per uno dei momenti del percorso di Kevin Stout. Adesso per l'Irlanda Sean O'Connor monta Rancorrado. Anche questo è un binomio da tenere in debita considerazione, perché hanno le caratteristiche per insidiare Gerko Schröder. Vi ricordo il tempo da battere 33,93, ovviamente in caso di percorso senza errori sugli ostacoli.
abbiamo subito l'impatto con il barrage da parte di Sean O'Connor. Spinge fin dai primi tempi di galoppo, dunque tenta il tutto per tutto. Per ora non ha preso rischi enormi. Qui sì, però è stato bravo. Non essendoci la rilevazione intermedia dei tempi, è difficile capire se sia o meno in vantaggio rispetto a Gerko Schröder. Conclude con il netto 34-17 e per ora è in seconda posizione, alle spalle dell'olandese. Dunque Gerko Schröder 33-93, Sean O'Connor 34-17. Ancora 3 binomi, vedremo Jessica Curtin, Edwin Alexander, Marcus Henning. Jessica Curtin, Castle Forbes, Libertina. E amici appassionati, se squilla il telefono non rispondete, perché Jessica Curtin e Castle Forbes Libertina non lasciano mai nulla di intentato. Ci sarà comunque spettacolo. È difficile prevedere il futuro, però l'esperienza insegna che questo binomio insieme vende sempre carissima la pelle, e si vede anche dai primi tempi di galoppo. Addirittura Jessica Curtin e Libertina riescono a stupire il pubblico per le loro acrobazie. Piace il coraggio, la temerarietà. L'amazzone irlandese sa di potersi fidare di una partner solitamente affidabile. Per contro Libertina si sente sicura con alla regia l'amazzone irlandese. 33-79, straordinario. Ancora una zampata da parte di Jessica Curtin e di Castle Forbes Libertina. In gare di questo tipo riescono a garantire competitività, agonismo e spettacolo sempre e comunque. Al di là poi di come possa andare a finire, perché un errore prendendo rischi di questo tipo può venire fuori. Però piace il coraggio, la tempra di Jessica Curtin, che si porta al comando. Nuovo tempo da battere, 33-79. Prova a gettare il guanto di sfida un'altra amazzone, l'australiana Edwin Alexander, Late Night. Arriva l'errore, dunque sempre al comando Jessica Curtin. E qui l'amazzone irlandese era stata davvero più veloce della sua collega.